Appassionati di futsal, buon pomeriggio dal Pala Tarquini di Ciampino, dove oggi vi racconteremo la sfida tra i padroni di casa del Ciampino Anni Nuovi e la Mirafin, valida per la terza giornata del girone B della Serie A2. Con la terna arbitrale composta dal signor Caracozzi della sezione di Foggia, il signor Varola della sezione di Olbia, il crono Micciura della sezione di Roma 2, che danno il via alla partita proprio in questo istante. Col primo possesso subito Fink, attacca subito il Ciampino Anni Nuovi, e subito un calcio d'angolo, la palla linea, arriva Fink, il suo mancino. Ora vediamo questa azione, Dario Lopez la mette in mezzo, c'è una deviazione della squadra ospite. Ora Pina va col destro, la palla alta sopra la traversa, Dario Lopez cerca spazio il Ciampino, allora Pina punta l'avversario, se la porta sul mancino, la sua conclusione termina al lato politerno, il tiro da parte di Pina. Dario Lopez con calma prova a ripartire il Ciampino, ora accede a Dario Lopez, se la porta sul destro, vediamo se va il tiro, che la tocca per Gabriel Pina, la sistema sul mancino, poi va alla conclusione, la palla si impenna, c'è libero Dario Lopez, viene servito ancora Lopez, conclusione, palla deviata da Pauligno della Mirafin, palla all'indietro, Pauligno fa la sponda, poi palla in mezzo, Venuti blocca senza problemi. Ambele le partite disputate finora, seguiamo questa azione, palla all'indietro, Pauligno va alla conclusione, Venuti, Mirafin, ora Zonta va a terra, Carlignos, non c'è nulla, si rialza, Mario Passa va alla conclusione, afferma di non aver commesso il fallo. Intanto si riparte con Dario Lopez sulla sinistra, la mette in mezzo, arriva la deviazione a un passo dalla linea di porta da parte di Moreira. Ancora Gabriel Pina va col destro, Moliterno respinge la conclusione di Gabriel Pina, che la tiene in campo, poi va da Fink, allarga il gioco da Dario Lopez, che si accentra col destro, ancora Moliterno, Lizzi non lo serve, allora Fink, Gabriel Pina allarga da Dario Lopez che fenta il tiro, va da Fink, c'è spazio per Pina che carica il destro, Moliterno ancora una volta l'estremo difensore ospite, Gabriel Pina lascia Fink, c'è spazio per Dario Lopez, Zonta cerca spazio in avanti, trova dall'onder il solito movimento su Pauligno, va via, la mette in mezzo, Moliterno interviene e poi in qualche modo Petrucci del Ciampino Anni Nuovi che entra in campo, poi Pina va avanti, Pina per dall'onder, prova a chiudere il triangolo, questo 0-0 qui al Pala Tarquini, ma molte occasioni per entrambe le squadre. Ora Terlizzi prova a liberarsi, 2 su di lui, Terlizzi vince il contrasto, poi viene messo a terra da Dighigno, ma ci sono le veementi proteste da parte di Terlizzi. Ora Spreafico interviene sul pallone, lo riceve, poi Pina, Spreafico col destro e c'è quindi il fallo di Terlizzi. Reali che sbaglia e allora può ripartire la Mirafin, palla lunga, ci arriva Dighigno che la tiene in campo, interviene Fink, non ci arriva, allora Dighigno la mette in mezzo, Tirocchi, il giocatore della Mirafin che ha ricevuto il pallone, ora Dighigno la butta in avanti, Moreira prova a deludere l'intervento di Pina, primo tempo, Dario Lopez prova a scappare, Dighigno su di lui, Dario Lopez la mette in mezzo dall'onder, poi si gira col tacco, la palla potrà solamente battere per Fink, il tiro col mancino, attenzione sulla sirena, attenzione, direttore di gara la deve spiegare, la conclusione di Fink, la palla termina in rete, ora vediamo la decisione direttore di gara proprio sulla sirena, ci sono le proteste con 3 decimi di secondo, vediamo ora le spiegazioni del direttore di gara per la squadra del Ciampino. Non c'è la rete, dunque non è stata assegnata la rete al Ciampino Anni Nuovi per la conclusione di Fink proprio sulla sirena, dunque si va al riposo sul punteggio di 0-0. Si parte dunque col primo possesso palla in favore della Mirafin, entra sul mancino, Mario passa in contrasto con Rocchi, alla meglio lo spagnolo, ora Dario Lopez del destro, Moliterno
Gabriel Pina in mezzo dall'Onder, non riesce ad intervenire bene sul pallone e quindi può scappare la Mirafin. Confiora avanti, schiacciato in mezzo a due, tutto regolare. Dario Lopez col mancino. Allora Fink la alza per dall'Onder. Paulinho, poi Terlizzi. La palla termina alla sinistra della porta di Moliterno. Ancora calcio d'angolo, Fink, Terlizzi. E la palla sfiora il palo. Ora palla mossa in avanti con le mani dal portiere ospite Di Ghigno. Prova addirittura il tiro col mancino. Palla in mezzo, Moreira prova a girarsi, lui su di lui, va a terra Moreira, tutto regolare, riparte Mario Pass che fa un tunnel a Di Ghigno, pass per Lopez in mezzo. Di Fink, lo serve in questo istante, lotta con Paulinho, alla meglio il giocatore della Mirafin che poi prova ad uscire, alza il pallone, va a terra Paulinho per Zonta. Ancora il numero 8 che poi accelera, va da Dario Lopez, molto chiusa la Mirafin. Allora Zonta scambia con Dario Lopez che va via, la palla che termina. Zonta, Ciampino che cerca il gol del vantaggio mentre i minuti scorrono. Ora Fink si gira col mancino, palla al lato. Calcio di punizione con Fink che tocca in mezzo per Zonta. Poi la palla non è calcio d'angolo ma fallo laterale. Fink all'indietro, Lopez col destro, proprio lui, l'uomo più atteso, sblocca il match 1-0 in favore del Ciampino Anni Nuovi quando siamo esattamente a 10 minuti dal termine del match. È proprio Dario Lopez, l'ex di turno, a portare avanti i suoi. Probabilmente dovrà lasciare anche degli spazi ai contropiedi del Ciampino. Moreira prova a girarsi, subito un'occasione importantissima. L'Onder, allora Pina lotta con Fiora avanti, battere il numero 10 del Ciampino, è tutto ok, Fiora avanti, va da Galati, Venuti non ci arriva e Galati firma il gol del pareggio dopo un minuto di gioco. Arriva l'1-1 firmato da Galati. In contropiede col destro è riuscito a superare Venuti per l'1-1. Non è durato molto il vantaggio del Ciampino. Tanti qui al Pala Tarquini sotto l'aspetto del ritmo. Ora Terlizzi va da Gabriel Pina che poi sterza, la mette in avanti per dall'Onder. È un gol pazzesco di dall'Onder col tacco sul tocco di Gabriel Pina. Supera Moliterno, la mette in porta, è 2-1 per il Ciampino. 2 minuti di fuoco qui al Pala Tarquini, 3 reti nel giro veramente di pochissimo. Ignos prova a girarsi, va a terra, tutto regolare. Allora Terlizzi riparte, c'è spazio per il Ciampino. Attenzione che vengono atterrati bruscamente due giocatori. Terlizzi va a chiedere spiegazioni a Paulinho e viene ammonito Terlizzi perché ha ricevuto un brutto colpo alla gola, mentre per la Mirafin doppio giallo per Galati che lascia i suoi in inferiorità numerica. Si riprende quindi fischio direttore di gara. Parte Dario Lopez che va al tiro sotto rete. Mario Pass firma il gol del 3-1. È uno schema perfetto quello del Ciampino Anni Nuovi, con Dario Lopez che ha trovato Mario Pass sul secondo palo che col mancino l'ha messa dentro. Dunque si torna a giocare 5 contro 5. Poi in avanti per Carlignos che poi trova Rocchi che va via molto bene. Ancora Rocchi col destro, la traversa, pazzesca traversa di Rocchi, e poi si riparte dall'altra parte con Pina che lotta con Paulinho. Pina la mette in mezzo dove arriva dall'Onder, la doppietta del numero 12 che firma il gol del 4-1. Contropiede perfetto del Ciampino. Gabriel Pina scappa sulla sinistra, supera Paulinho, la mette in mezzo e dall'Onder non perdona. Ciampino 4, Mirafin 1. Paulinho, serve una scossa immediata alla Mirafin, se la vuole riprendere. Carlignos alza il pallone, Venuti in qualche modo. Allora Paulinho carica il destro, palla alta sopra la traversa. Vediamo se l'Abro dà il calcio d'angolo. No, la Mirafin chiede il tocco ma non arriva, e allora in qualche modo Moliterno. Vediamo se carica il mancino, deviazione di Terlizzi, palla in calcio d'angolo. In gioco la sfera, alza il pallone, arriva Moreira, Venuti interviene bene con il piede. Ancora il giro palla della Mirafin, Vernaglia la tiene in campo, la mette in mezzo e arriva sotto rete la deviazione vincente da parte di, ci è sembrato, Carlignos, e dunque accorcia la distanza della Mirafin 4-2.
deviazione vincente di Carlinhos sotto rete sul tocco di Vernaglia, visto che è riuscita già a trovare una volta il gol. Mirra vuole continuare a spingere su questo punto. Di Ghigno carica il mancino, devia Mario Passa, la palla si impenna, blocca Venuti che poi va col destro direttamente in porta. Quindi Venuti la muove per Fink, resta altissima la mira. Fink perde il pallone, Carlinhos lo recupera, va alla conclusione, palla al lato. Tutto pronto per l'esecuzione, parte il numero 10 del Ciampino, Gabriel Pina, il tiro traversa Di Ghigno. Vuole giocare con velocità la sfera la Mirafin. Paulinho sbaglia, Pina, la porta è vuota, la conclusione non era Fink a lottare di testa, la mette poi giù Dario Lopez. Allora Mario Pass, Dario Lopez, può ripartire il Ciampino, vede il corridoio per Mario Pass, in mezzo Gabriel Pina si fa perdonare per l'errore sul tiro libero, firma il 5-2 e mette definitivamente la parola fine su questo match, con la vittoria per 5-2 del Ciampino Anni Nuovi, che supera qui al Pala Tarquini in casa la squadra rossoblu. Da Calcio a 5 Live è tutto, un saluto alla prossima sfida. Siamo con Emiliano Venuti, portiere del Ciampino Anni Nuovi, classe 2001, oggi all'esordio in prima squadra. Ti chiedo che emozioni hai provato oggi? Posso dire che questa è un'emozione unica che mi porterò avanti per tutto il resto della vita. Ero molto teso inizialmente, però poi piano piano con la partita mi sono sciolto. Ho cercato sempre di trasmettere serenità, di fare il meglio possibile e spero che il mister cerchi di premiare questa mia intensità, questo mio esordio, diciamo un po' sotto tensione, diciamo. Sei contento quindi di come è andata? Sì, la partita molto bene, il primo tempo abbiamo attaccato molto, non siamo mai riusciti a concretizzare in rete e il secondo tempo abbiamo alzato leggermente il ritmo e abbiamo cominciato a segnare e soprattutto anche la nostra difesa è stata molto solida e niente. Seconda vittoria in 2 partite giocate, quest'anno dove può arrivare il Ciampino secondo te? Noi come Ciampino puntiamo al primo posto, perché anche se è un campionato difficile con delle restrizioni particolari, soprattutto vista la situazione, noi puntiamo sempre al meglio e puntiamo a vincere questo campionato. Grazie. Grazie.